Buongiorno a tutti, grazie e pace del Signore Gesù Cristo. Noi stiamo in piedi, stamattina iniziamo un po' diverso, no? Perché sono io che sono qua davanti a guidare, sono abituata con i bambini adesso, ma siamo qui. Questa settimana è passata, il Signore ci ha benedetti, ci ha fatto capire la sua volontà tramite il suo spirito, tramite la sua parola. Abbiamo passato una settimana di prove, di vittorie, ognuno con il suo percorso, con la sua traiettoria che il Signore ci insegna e ci guida. Amen? Noi adesso iniziamo con il testo di Salmi 46, il versetto 10, che c'è scritto così: fermatevi, dice, e riconoscete che io sono il Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore ci invita a fermarsi, ci invita a riflettere. Quando noi ci fermiamo, no? Quando noi smettiamo di fare quello che noi stiamo facendo e mettiamo il nostro focus nel Signore, in ciò che Lui dice, ciò che Lui ha per noi, il Signore ci invita nella Sua parola a fare questo. Perché? Perché noi dobbiamo fermarci per avere una completa consapevolezza di ciò che il Signore ci dice, ci dà tramite la sua parola, tramite la sua presenza. E questa mattina io ti voglio riflettere, a fermarsi e riflettere in ciò che il Signore chiama, in ciò che il Signore ha per te. Noi siamo qui per la sua lode, per la sua adorazione, anche per donare la nostra vita in offerta al Signore questa mattina. Quindi noi iniziamo a lodarlo, iniziamo a dire: Signore, io sono qui per lodare il tuo nome, perché questo è il tempo per lodare il Signore, questo è il tempo che noi abbiamo per lodarlo. E io invito te a fermarsi e riflettere in ciò che il Signore è per te, ciò che il Signore fa per te. Amen? Preghiamo il Signore. Signore, noi questa mattina noi consegniamo le nostre vite nel tuo altare, oh Padre. Noi ci mettiamo davanti a te, oh Padre, per ascoltare la tua voce, Signore, per celebrare il tuo nome, per ricordare tramite la lode e adorazione ciò che tu sei per noi, ciò che tu vuoi per noi, oh Padre. Lodiamo il tuo nome, Signore, porta la tua Chiesa all'adorazione. Noi chiediamo che tu possa parlare già da adesso al nostro cuore, a rinnovarci, Signore, trasformarci secondo il tuo volere. E in nome di Gesù noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen e amen. E Lui è la nostra adorazione, il nostro motivo di lode. E noi abbiamo gioia quando noi celebriamo, quando noi cantiamo il nome del Signore. Amen? Facciamo questo con gioia. Gesù.
Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza, oh Gesù. Signor mi ha sempre aiutato, la tua salvezza mi ha donato. Io ho gioia nel mio cuore, con mio canto ti loderò. Io ti loderò, ti glorificherò. Io ti loderò, caro Gesù. Il tempo io ti adorerò, Signore. Tutto il tempo ti loderò. Tutto il tempo ti adorerò. In tutto il tempo. E noi seguiamo la tua volontà, Signore. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. Innalzerò a te un altario, Signore. Perché? Perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi ha liberato. Ti invocherò, ti invocherò. Guidami all'eredità, oh Signore. Per sempre ti renderò tutta la lode. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella
dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà nella tua parola sono. Innalzerò a te un altare, oh Signore, perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, Signore, mi hai rivelato, ti invocherò, guidami Signore, guidami all'eredità tua, Signore, e io per sempre ti renderò tutta la lode. Innalzerò a te un altare, Signore, perché? Perché nella tua parola fiducioso sarò. La tua gloria, Signore, mi ha rivelato, ti invocherò, guidami Signore, guidami all'eredità tua, Signore, per sempre ti renderò tutta la lode. Amen. E Giovanni capitolo 15 c'è scritto così, che quando noi siamo collegati alla vita, Dio è la vita, e noi quando siamo collegati a Lui, noi diamo i frutti. E questa canzone dice così, che io voglio fruttificare, io voglio dare frutti, Signore. Mentre tu canti, tu puoi dire questo al Signore, consegnare la tua vita nel suo altare e dire, Signore, io voglio essere collegati alla vita. E quella linfa che ci dai, Signore, ci fai fruttificare. E il frutto dello Spirito fluisce in te. E la parola dice che Lui si manifesta tramite noi. I Suoi frutti vanno tramite noi quando noi siamo collegati a Lui. Lodiamo il nome del Signore. Come tracce alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Parlami, oh Spirito, guidami, Signore. Sono io la casa tua. Cantiamo insieme. Come tracce alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Parlami, Signore, parlami, oh Spirito, guidami, Signore, sono io la casa tua. È la tua parola, Padre, che è vita
E il Signore ci chiama questa mattina ad ascoltare la sua voce. Il Signore ci chiama questa mattina a fermarsi ed ascoltare ciò che Lui ha per noi. Noi siamo qui, Signore, davanti al tuo altare. Noi siamo qui, Signore, pronti ad ascoltare la tua voce, la tua chiamata. Noi non vogliamo essere, Signore, fermi. Noi vogliamo andare dove tu vuoi, Signore, fare la tua volontà. Essere testimoni, Signore, della tua bontà, della tua grazia, della tua salvezza, Signore, in questo posto e in tutta la terra, Padre. Il Signore ci ha chiamato a questo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò le stelle del cielo. Esci dalla tua tenda, oh figlio mio, ti mostrerò la sabbia del mare, se la
parola del Signore, nelle promesse che il Signore fa? Solo io? Alza la tua mano e dice: Signore, io credo nelle tue promesse e io credo che tu hai per me un futuro meraviglioso. Il Signore ha per te un futuro di servo, un futuro che Lui ha tante cose per me e in Lui, perché noi dobbiamo seguire le sue orme, seguire la sua volontà. E Lui dice: esci dalla tua tenda, fai la differenza dove sei. Cantiamo insieme. Una nuova storia di amore per me. Più di quanto avrei, sentirò ancora una volta. Una nuova storia. Alleluia, tuo nome, Signore. Noi crediamo, Signore, perché noi facciamo la tua volontà, oh Padre, e facendo la tua volontà, Signore, le benedizioni ci seguiranno e noi non andiamo indietro alle benedizioni, andiamo indietro alla tua volontà, Signore, al tuo volere. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo perché tu hai parlato al nostro cuore questa mattina. Signore, possa veramente il tuo Spirito Santo, Signore, essere qui in mezzo a noi a passeggiare, Signore, a fare trasformazione questa mattina. Lodiamo il tuo nome, Signore. Gloria e gloria al tuo nome. Amen. E amen. Potete sedervi. Ecco qua. Non predico io questa mattina, state tranquilli, io partecipo al Ministero della Lode, ma ho il compito, il grato compito felice, perché sono molto felice questa mattina, perché possiamo lodare il Signore in primo luogo, perché possiamo avere la libertà di farlo. E questo non è scontato con i tempi difficili che affrontiamo oggi, fratelli. Lodiamo il nostro Dio ogni volta che abbiamo l'opportunità di farlo. Il mio compito invece, Samuel, vieni, per favore. Allora, questa mattina è con noi Pastore Samuel. Pastore Samuel, di qua, Samuel, per favore. Un grande amico della nostra Chiesa già da tanto tempo, tanti non lo conoscono ancora, ma lui ha partecipato, già ha servito con il Ministero della Lode, col gruppo Orem, è sempre stato disponibile con noi. E adesso sta servendo nella chiesa a Belluno e questa mattina abbiamo il piacere di ospitarlo. Pastore Samuel, la chiesa è tua. Dio ti benedica. Amen. Fratelli e sorelle, vi saluto con la grazia e la pace del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sono molto contento di essere qui, ma allo stesso tempo timorato, no? Perché venire qua su, predicare a una chiesa così preparata e così ben gestita, no? Da grandi uomini di Dio è una grande responsabilità. Per cui se tremo un po' qua, no? Non ve ne preoccupate, pregate per me, amen? Alleluia. Prima di tutto voglio dire che Dio è un Dio che realizza sogni. Soprattutto quando questi sogni c'entra anche, no, con il regno di Dio. Mi ricordo, no, quando avevo 15 anni, io sognavo con missioni.
E la Chiesa Battista in quell'epoca, non lo so ancora in Brasile perché sono uscito già da 2002 di là per venire in Italia, quindi non lo so se continua ancora così, ma penso che Marcello, no? Mi saprà dire bene, perché è anche di questo tempo. La Chiesa Battista in Brasile, no? Quella radice, no? Quella Chiesa radice, no? Faceva tante promozioni di missioni e cominciava con le missioni municipali, poi regionali, statali, nazionali e poi mondiali. Quindi è da 15 anni che sentivo, no? Sempre parlare dei missionari in Brasile e fuori di Brasile, e io sognavo con questo, sognavo davvero. Però una cosa che non avevo era il coraggio proprio di investire in questo ministero. E poi sono passati gli anni e quando sono venuto in Italia ho smesso, non lo so perché, ho smesso di sognare con questa cosa, no? Comunque il cuore, sempre come un cuore cristiano, non pensava sempre in missione, no? E per questione geografica ho dovuto recarmi a altre realtà cristiane, no? Fuori dalla Chiesa Battista. E da 2002 servendo agli altri ministeri con evangelizzazione, con la predicazione, con la lode, e ho pensato in altre cose. E poi dopo tutti questi anni passati ho ricevuto questo invito di ministrare in una Chiesa Battista che fa parte, no? della missione mondiale. Per me è stato veramente troppa roba, come dice qua in Italia. Quando ho detto alla mia moglie, ho detto: moglie, anche il pastore Caio mi ha fatto l'invito di ministrare là a Treviso. Lei cosa? E insieme siamo scoppiati a piangere, no? Perché dopo tanti anni passati, no? Dio ci fa, no? Risurgere questo amore per missione. E adesso stiamo costruendo una strada verso Belluno, pregate per noi, stiamo cercando una casa, è già da praticamente fine dell'anno scorso che stiamo cercando e non abbiamo trovato ancora. Pregate, amém? E sono sicuro che Dio farà grandi cose, amém? Alleluia. Il tema proposto per stamattina dal pastore Caio è proprio il prosperare della Chiesa di Cristo. Perché la Chiesa di Cristo prospera nonostante tutte le difficoltà che essa passa, tutti gli investimenti contrari? Perché continua ancora a prosperare? Perché la gente continua ancora a avere il piacere per la Chiesa, nonostante tutti gli investimenti contrari? Dalla parte dei media, dalla parte delle istituzioni, no? Di questo tempo, dalla parte di tanta gente che lotta contro, ma perché la Chiesa continua a prosperare ancora? Il testo che ho scelto, e penso che non potevamo scegliere un altro testo se non questo, è proprio Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 40 al 47. Dice così, Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 40 al 47, dice così: e con molte altre parole dal 41, scusatemi. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere.
Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Amen. Studiando il libro degli Atti, troviamo la Chiesa all'inizio del suo cammino, perfettamente equipaggiati per attraversare i secoli, proprio come un viaggiatore che si prepara ad un grande viaggio con tutte le sue provviste e le sue attrezzature nel bagaglio. L'attività della Chiesa fu intensa. Molte persone si convertirono al Signore, furono guarite e liberate. Questo ci porta a pensare a cosa avevano di speciale quelli fratelli. Cosa rendeva la Chiesa di quel tempo così efficiente e potente? È vero che tutti erano pieni dello Spirito Santo, ma c'era qualcosa che permetteva allo Spirito di agire e operare con maggiore efficacia attraverso di loro? Allora, guardando questo testo, ho individuato 5 principali caratteristiche che rendevano efficaci i primi credenti che tutti noi dobbiamo avere. Numero 1, eccolo lì, ed erano perseveranti nella dottrina degli apostoli. Dottrina significa insegnamento. Questo fu un segno del ministero di Gesù come maestro e dopo di lui gli apostoli continuavano a fondare la Chiesa secondo ciò che avevano ricevuto. E qua possiamo fare un piccolo ragionamento sul perseverare nella dottrina, nell'insegnamento che Cristo ha lasciato. Oggi il pascolare, l'insegnare la parola di Dio, questa è un'attività condivisa. Come? Tutte le domeniche noi riceviamo dal nostro pastore l'insegnamento della parola di Dio, vero o no? Tutta la domenica, tutta la settimana. Però quando torniamo a casa è molto probabile che qualcuno di noi dobbiamo recarsi ancora a una giunta, per dire, cioè, guardando l'internet, leggendo un libro, ascoltando la radio, possiamo anche cercare di ascoltare un altro insegnamento, che ne so, per motivo di chiarire ancora quello discorso che è stato detto, e così richiama un altro pastore che piace a noi. Possiamo leggere un libro cercando di prendere ancora altre informazioni, altro apprendimento. E così, nonostante ricevendo tutta la domenica, possiamo imparare da tanti altri anche. Per una questione proprio fatta apposta, oppure per qualche incidente, no? Di percorso che siamo sbattuti lì in quel tipo di informazione, in quel tipo di messaggio. E tutto questo cercando di crescere un po' di più nella fede. Non c'è nessun problema in questo. Il problema è se tutte queste informazioni che prendiamo
não passa pelo filtro da parola de Dio. Perché se non passa per il filtro della parola di Dio, allora siamo veramente nei guai. Perché tutto ciò che il pastore Caio, il pastore Sandro ha fatto durante tutta la settimana, preparato così, com tanto amore, può cadere tutto per terra. Capisce cosa sto dicendo? E erano perseveranti nella dottrina degli apostoli. Quindi, se non passa per il filtro della parola di Dio, possiamo correre un grande rischio di apprendere, di imparare un insegnamento che non sia in conformità con la parola di Dio. Amém? Secondo, perseverante nella comunione. Comunione cristiana significa condividere con gli altri fratelli la nostra unione con Cristo. È molto più che stare insieme, è vivere legati allo stesso corpo, sotto il comando dello stesso Signore. Perseverare nella comunione significa sforzarsi di sviluppare. Ripete così comigo, con me. Sforzarsi di sviluppare. Perché è molto facile venire in chiesa e stare insieme a chi mi piace. È molto facile venire in chiesa e svolgere qualche attività in un gruppetto che mi piace. Allora svolgere un'attività e stare insieme a chi non è tanto in conformità dentro della chiesa, allora lì comincia il problema. Però noi come Chiesa di Cristo dobbiamo cercare sforzarsi, è più che cercare, di sviluppare, no, rapporti con i fratelli, no, per il servizio dell'edificazione della Chiesa. Se tutto ciò che facciamo dentro della Chiesa non è per edificare la Chiesa, allora non serve le nostre patenti. Non servono le nostre patenti. Ah, io sono laureato, non serve. Ah, io ho studiato, non serve. Ah, non serve. Se non è per l'edificazione della Chiesa, del mio fratello. Interessante che ho letto qualche tempo fa sull'internet, non lo so chi è l'autore, però ho letto così: chi non serve, non serve. Chi non serve, non serve. Immagine un marito che non serve. Che non serve. Immagine una moglie che non serve. Non serve. Immagina un figlio che non serve, non sta a fare niente, non serve. Allora, dire al tuo fratello a fianco così alla sorella, no? Chi non serve, non serve. Amém. Terzo, perseverante nello spezzare il pane. Anche se il testo non chiarisce se questo spezzare il pane si riferisce alla cena del Signore o ai pasti, si ritiene che la Chiesa aveva seguito le indicazioni di Gesù durante l'ultima cena e condivideva il pane e il vino ogni volta che si riuniva. Anche in occasioni semplici come un semplice pasto, questa pratica riportava alla mente l'opera di Gesù e la speranza del suo ritorno, ravvivando la fede nell'opera di Cristo, nel suo grande amore, nella sua morte e nella sua resurrezione. Per cui, quando la Chiesa propone di fare, no, da mangiare insieme, no, venite, venite, non perdere questa occasione. Non perdere l'occasione di chiamare il suo fratello, la sorella, le famiglie, di stare insieme anche nel mangiare, nel spezzare il pane, perché in quel momento possiamo imparare tanto dalla parola del Signore, possiamo imparare tanto come condividere il pane al mondo.
Non solo il pane spirituale, ma anche il cibo proprio, perché ci sono tanta gente che passano necessità. 4. Perseveranti nella preghiera. La preghiera era l'arma più potente della Chiesa. Più che pregare affinché Dio benedica questo o quello, la Chiesa ha pregato per il progresso del reino con la forza spirituale. Le mani di Dio si muovevano seguendo le preghiere della Chiesa, portando liberazione, direzione e concedendo potere. Come risultato delle preghiere, molte persone si convertirono e molti segni furono fatti nelle mani degli apostoli. Ciò dimostra che esisteva una profonda dipendenza da Dio e che nulla veniva fatto senza la preghiera. Ascoltami una cosa. Ti può mancare la macchina. Ti può mancare il vestito. Ti può mancare la casa. Ti può mancare i beni da vivere, ma non ti può mancare mai la preghiera. Chi prega ottiene il tesoro del cielo. Ti può mancare qualsiasi cosa in questa vita, ma non ti può mancare mai la preghiera. Ai giovani ti può mancare la scuola, ti può mancare gli amici, ti può mancare tante cose nella vita, ma non ti può mancare mai la preghiera, perché pregando Dio ti viene al tuo favore. Non può mancare mai la preghiera per la Chiesa. Può mancare l'intrattenimento, può mancare questo palco bello, tutti questi apparati di strumentazione, può mancare qualsiasi cosa nella Chiesa, ma non può mancare mai la preghiera. Alleluia. 5. In ognuno aveva il temore di Dio. La realtà della presenza di Dio in mezzo a loro segnalava a ciascuno di stare attenti e comportarsi con onore e rispetto, perché Dio è zelante, santo e non tollera il peccato. Avete capito perché nella Chiesa parliamo tanto di santità, di allontanarsi dal male? Avete visto perché parliamo tanto di riservarsi dal mondo, dalle cose mondane, dalle cose che non piacciono a Dio? Perché Dio è un Dio zelante e noi dobbiamo avere questa responsabilità di ogni volta che stiamo nella sua presenza, nella casa del Signore, avere questa responsabilità, questo onore e rispetto per colui che ci può fare grandi cose nella nostra vita. Adesso voglio lasciare un messaggio per te. Ho parlato un poco di come è successo. Adesso torno indietro come tutto è iniziato. E voglio dire perché è di estrema importanza che io faccia parte della Chiesa di Cristo. Ti sei mai domandato questo? Perché io devo venire? Perché non posso mancare? Perché io devo mollare tutto e venire alla casa del Signore? Perché io devo fare questo? Matteo 16, versetto 18, la parte A del versetto, dice così, Gesù dicendo a Pietro, no? Dice così, e io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Perché è di estrema importanza che io faccia parte della Chiesa di Cristo? Perché Cristo è il suo fondatore. Non è stato Paolo, Giovanni, Bartolomeo, Tiago, Giacomo. Non è stato altro senão Gesù Cristo il suo fondatore.
E per il fatto di essere Gesù Cristo il suo fondatore, io devo dare il massimo di attenzione a questa istituzione. E l'interessante è che non è necessaria una laurea in teologia per capire di cosa Cristo stava parlando com Pietro. Cristo stava semplicemente dicendo: è in te che costruirò la mia chiesa. Conto su di te. Sabe cosa vuol dire questo? Che Gesù Cristo conta su di me e di te. Tu non sei uno qualsiasi. Tu non sei una qualsiasi. Cioè, Cristo è stato il primo a sognare con noi. Cristo ha puntato su di me e di te. Per cui Lui ha detto: io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Efesini capitolo 1, versetto 22. Paulo chiarisce questa situazione, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Versetto 23, che è il corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. La Chiesa è il corpo di Cristo, di cui Ele stesso è il capo. Sai la dimensione di questo? Sai cos'è la dimensione di questo? Di che tipo di progetto io e te stiamo facendo? Immaginate cosa Cristo está construindo, ha iniziato a costruire, e cosa Cristo está facendo nella nostra vita hoje. La Chiesa è il corpo di Cristo e noi siamo membri di quel corpo, legati gli uni agli altri. Sai cosa ho imparato in questa vita? Che non veniamo alla Chiesa per causa degli intrattenimenti, fratelli, ma veniamo alla Chiesa per causa di Cristo e la sua parola. Vieni soltanto in Chiesa chi vuole essere trasformato, chi vuole cambiare vita. Quindi se tu sei oggi qui, non lo so come tu sei uscito dalla tua casa, ma ti incoraggio, se tu sei venuto triste o preoccupato con la vita, ti incoraggio a rallegrare il tuo cuore. Perché tu sei in processo di costruzione, in processo di trasformazione. Non siamo qui a caso, noi siamo qui per causa di Cristo e la sua parola. E se tu sei qui, sappi che tu sei una persona estremamente importante nel mondo. Alleluia. Numero 2. Perché è di estrema importância che io faccia parte della Chiesa di Cristo? Perché Cristo dichiarò la sua vittoria. Cristo ha già dichiarato la vittoria dalla Chiesa. E proprio nel versetto 18, la parte B di Efesini, di Matteo, capitolo 16, lui dice così: e le porte dell'inferi o dell'inferno non prevarranno contro di essa. Se la porta dell'inferno non può contro la Chiesa del Signore, chi è l'uomo per combattere contro di essa? Chi siamo noi per cercare di fermare il progetto della Chiesa del Signore? Chi è l'uomo per cercare di dividere e restare ancora in piedi? Perché se le porte dell'inferno non può contro la Chiesa, chi potrà contro la Chiesa del Signore? Quindi tu sei già un vincitore. Niente di questo mondo ti potrà distruggere. Però tu devi avere fede per credere in questo. Perché Cristo ha già dichiarato. E stiamo facendo parte di una istituzione
vincente. Alleluia. Per questo la persecuzione di Roma non è riuscita a fermare la Chiesa. Per questo il Colosseo non ha fermato la Chiesa. Per questo i leoni non sono riusciti a fermare la Chiesa del Signore. Perché il proprio Cristo ha dichiarato la sua vittoria. Tu non fai parte di un luogo qualsiasi, ma tu fai parte della Chiesa del Signore. Ed è per questo alza la tua testa. Non accettare quello che il mondo sta dicendo riguardo al tuo rispetto. Non accettare quello che il mondo sta dicendo che tu devi fare, ma fai quello che Cristo ha detto di fare. Alleluia. Alleluia. Terzo, perché è di estrema importanza che io faccia parte della Chiesa di Cristo? Perché Cristo gli ha dato le chiavi del regno del cielo. Il versetto 19, ancora di Matteo 16, il proprio Cristo ha detto così: a te darò le chiavi del regno del cielo. E tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nel cielo. Sai cosa vuol dire? Vuoi vittoria per la tua vita? Vieni in chiesa. Vuoi vittoria per la tua famiglia? Portala in chiesa. Vuoi vittoria per i tuoi figli? Portalo in chiesa. Perché la chiesa ha l'autorità di aprire le porte delle benedizioni del cielo per me, per la tua vita e per la tua famiglia. Vuoi cambiare di vita veramente? Vieni in chiesa. Ah, mas sto pregando tanto per una benedizione che non arriva mai, continua ancora a pregare. Perché se tu non sei riuscito ancora a capire ciò che Dio sta facendo, continua, perché Dio prima o poi ti rivelerà. Ma vieni, perché la Chiesa ha l'autorità per questo. E non è io che sto dicendo, non è io che sto cercando qui di creare una idea. No, il proprio Cristo ha detto così. A te darò le chiavi del regno del cielo, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nel cielo. Per cui, fratelli, nonostante tutto l'amore che possiamo predicare e insegnare dentro dalla Chiesa, nonostante tutta la grazia che possiamo pregare e insegnare dentro dalla Chiesa, dobbiamo stare molto attenti a come comportiamo con la Chiesa di Cristo. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo sempre ascoltare ciò che Dio sta ministrando a noi. Essere membri della Chiesa non è una cosa qualsiasi. Non è poca roba. È tanta roba. Partecipare dalla Chiesa di Cristo è tanta roba. La Chiesa di Cristo è la Chiesa è la famiglia che Dio si è proposto di avere secondo il suo beneplacito, secondo la sua volontà, secondo le abbondanti ricchezze della sua grazia. Dio conta su di me e su di te. Tu non sei una persona qualsiasi. Non stiamo qui per acaso. Non siamo caduti così come cadono le foglie del cielo. No. C'è un progetto di Dio guidando la mia vita e la tua vita. Amém? E questo
per un grande progetto affinché il mondo conosca la volontà di Dio per loro. Non è solo per noi, ma è per il mondo. Alleluia. Non lo so come tu sei entrato qui stamattina. Non lo so come tu stai vivendo la tua vita. Ma ti incoraggio a partecipare. Non solo partecipare, ma immergersi, a tuffarsi in questo progetto vincente che il proprio Cristo ha costruito per la benedizione della mia vita e della tua famiglia. Vorrei pregare con voi stamattina. Alziamoci in piedi. Dia così al tuo fratello a fianco, alla sorella, Dio conta su di me e su di te. Dici così, non mollare. Alzati la testa, perché c'è vittoria per me e per te. Alleluia. Faremo una preghiera in questo momento, chiedendo a Dio di aiutarci a ogni giorno a capire il progetto di Cristo per la nostra vita. Ma vorrei che tu facessi anche una cosa, non preghi solo per te, ma preghi anche per il tuo fratello dalla sinistra, dalla destra. Dici così, Spirito Santo, aiuta il mio fratello, aiuta la mia sorella. Padre, ti ringraziamo, Signore, per la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Signore, che nonostante, Signore, i nostri peccati, nonostante le nostre limitazioni, Signore, tu ancora conta su di noi, Signore. E vogliamo stamattina ancora una volta, Signore, consegnare a te, Signore, i nostri cuori, la nostra mente, la nostra vita, Signore, perché tu continui ancora a lavorare, Signore, finché possiamo raggiungere all'obiettivo che tu vuole per noi, Signore. Aiutaci, Signore, a vincere ogni ostacolo, Signore. Aiutaci, Signore, a vincere, Signore, ogni gigante di questa vita che ti impedisce a volta di avvicinarsi a te, Signore. Che ti impedisce, Signore, di capire la tua volontà, Signore. Aiutaci, Signore. Non lasci, Signore, che usciamo di qua oggi, Signore, senza questa certezza, Signore. Senza essere toccati, Signore, dal tuo Santo Spirito. Perché vogliamo, Signore, continuare essendo la tua Chiesa su questa terra, Signore. Usa, Signore, il tuo popolo. Usa ognuno di noi, Signore, stamattina. Durante la settimana, Signore, usa, Signore. Usa il giovane, Signore, come un strumento di salvezza in questo mondo. Usa, Signore, gli anziani, Signore. Usa, Signore, tutte le donne, tutti gli uomini, Signore. Usa la tua Chiesa, Signore. Fai di noi stamattina, Signore, di questo gruppo che si trova qui oggi, Signore. Fai di noi, Signore, come un ponte sulle acque, Signore. Come una freccia, Signore, che colpisce l'obiettivo, Signore. Come un faro sulle acque, Signore. Usa ognuno di noi, Signore, stamattina, in nome di Gesù Cristo. Continua a fare in noi la tua opera, Signore. Non fermarti, Signore, non fermarti, Signore. Anche se qualcuno di noi, Signore, venga a fermarsi per un momento, crea delle situazioni, Signore, che ci rialzi ancora, che ci fa muovere ancora verso di te, Signore. Perché crediamo nelle tue parole,
Crediamo nelle tue promesse, Signore. E grazie, Signore, grazie per la tua parola. In nome di Gesù Cristo, Signore. Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso noi abbiamo il nostro periodo di offerte e decimi, dove noi possiamo consegnare le nostre vite nell'altare del Signore e donare un po' di tutto quello che il Signore fa per noi. Cantiamo Ti invocherò. Mi dice dove devo andare, dove camminerò, chi mi farà vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, chi mi farà vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola. Mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola sono. La tua voce mi dice dove devo andare, dove camminerò, e mi farai vedere la tua fedeltà, tutta la tua bontà, nella tua parola. Tua parola fiducioso sarò, la tua gloria, Signore, mi ha rivelato. Ti invocherò, ti invocherò, gridami all'eredità
Santo, grazie Signore perché tu ci parli così da vicino, Padre, e ci insegni ogni giorno le strade che dobbiamo seguire, Signore. Grazie per queste offerte portate qua nel tuo altare, Santo Padre, che queste offerte servono, Signore, per l'ampliamento del tuo regno, Signore. Benedici, Signore. Aiutaci che noi possiamo avere il cuore sempre aperto per ascoltare dalla tua parola, per donare quello che tu ci dai, Signore, ogni giorno. So che è così tanto, Padre, sono tante benedizioni. Nel nome santo di Gesù io ti ringrazio, Padre. Amen. 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 Gli avvisi? Ecco, sono aperte le iscrizioni per il campeggio dei bambini e io chiamo attenzione ai genitori che noi staremo affrontando un tema molto importante quest'anno, che è l'identità in Cristo. Quindi mi raccomando, sono aperte, sarà a Santa Giustina, noi avremo quella settimana lì meravigliosa insieme ai bambini, ci sono anch'io e siamo molto contenti, molto felici e c'è anche il pastore Samuel con noi, la sua famiglia, la sua sorella e anche la sua moglie e quindi mi raccomando scrivete i bambini. Poi c'è il Prayer Camp che è da 8 del 7 fino al 13 del 7, sempre a Santa Giustina. Davanti? Quello è il giovedì che si fa la riunione di preghiera qui presenziale in chiesa, che è un giovedì apposta per pregare per il mondo, per quello che succede nel mondo, attualità, così. Quindi è l'ultimo giovedì del mese alle ore 20 qua in chiesa. Poi sono il servizio sociale che raccoglie cibo e indumenti, chi ha a casa, chi vuole aiutare e anche servire la Chiesa in questo, c'è il ministero che si occupa. Parla con Isabella, sì, la moglie del pastore Sandro. Questo non lo so, quello che è. Ah, ok, ho capito. Questo è un incontro che fa Pastore Sandro, giusto? Con i ragazzi, non avevo capito per il disegno. Che si incontra per le domande, per rispondere ai ragazzi. Quindi quando è? Ok, il 21, quindi è la prossima domenica del mese. Abbiamo finito? Ok, 1 maggio c'è la riunione con il gruppo di lode e famiglia, che noi staremo qui tutta la giornata. Sarà una giornata di comunione e di crescita anche, perché staremo facendo lì workshop parlando anche sulla parte dei ministri, chi canta, degli esercizi vocali, cioè sarà una giornata impegnativa. E quindi io invito chi partecipa al gruppo al Ministero di Lode di iscriversi, che c'è anche la grigliata che bisogna prenotare, ok. Tutte le informazioni sono anche sul WhatsApp e noi facciamo tramite il gruppo. Abbiamo finito adesso? Sì, io vedo un saluto dei pastori che non ci sono, io sono importante, io sto salutando la Chiesa a nome dei pastori, che chic. E vi saluto con una settimana meravigliosa nella presenza del Signore e ciao. Ciao!